Alcuni pezzi, lo ricordo, non moltissimi anni fa vennero restituiti al parroco degli Eremitani. I pezzi in questione sono quelli dell'affresco del Mantegna nella Cappella Ovetari della chiesa degli Eremitani, una delle principali opere d'arte padovane. Fu distrutto da un bombardamento nel 1944 e qualcuno si portò a casa dei pezzi dell'opera. In parte vennero restituiti, ma ne mancano molti. Più di qualche padovano sa che in molte case ce ne sono ancora ed è un peccato. Il mio messaggio è: chi dovesse avere o sapere che qualcuno è ancora depositario di pezzi di affresco caduti dalla distruzione drammatica della chiesa degli Eremitani nel 1944, faccia un grande sforzo e si premuri di restituirli o al comune o alla parrocchia. A Roma, nell'archivio dell'UNESCO, sono stati ritrovati 31 frammenti dell'opera del Mantegna e così il ministro della cultura Giuli nelle scorse ore ha visitato la chiesa degli Eremitani. Ci siamo recati in chiesa degli Eremitani con il ministro Giuli e con il suo staff, con l'ICR, e si sta valutando di riproporre un'ipotesi di ricreazione con modalità digitale ormai dell'affresco del capolavoro perduto nella Cappella Ovetari. L'idea è quella di applicare all'affresco l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali. La Cappella Ovetari non tornerà agli antichi splendori, ma si potrà migliorare la percezione visiva della grande opera di Mantegna.